Ciao, Sardinia Queer Short Film Festival e USN Expo. Questo è Austin Bass, il direttore di In The Hollow. Sono così onorato e emozionato di scoprire che ho vinto il premio della giuria al festival quest'anno. Il nostro piccolo film, che è stato girato nell'estate 2014, è sull'amore libero, e sono così emozionato che è con voi in Italia. Ha fatto un lungo viaggio nel giro di quest'anno, grazie ancora per il meraviglioso onore, spero che abbiate un gran festival e grazie ancora. Questo era il primo vincitore che vince 1000 euro, perché in questo caso il premio viene diviso. Vediamo il secondo vincitore, in questo caso vediamo tutto il cortometraggio per intero perché è breve, chissà chi sarà. Et c'est bien dans un qu'on l'appelle si lui convient de refuser. Allez, faites menace ou prière, la balle vient, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère, il m'a rien dit, mais il me
Questo è Austin e lui è Elio. Grazie mille per la nomination. È molto figo e grande essere in Sardegna, anche perché il tempo qui non è per niente bello, è molto freddo. Vi auguro una meravigliosa notte e divertitevi guardando i film. Forse l'anno prossimo mandiamo al vostro festival Matthew 2 e sarebbe fantastico essere da voi. Tanti. Siete i migliori, lui dice, e continuiamo a sentirci. Ciao ciao. Questi dunque i due vincitori, però vogliamo capire perché avete scelto questi due cortometraggi. Allora, volutamente abbiamo scelto due cortometraggi molto distanti fra loro per modalità produttive, impianto stilistico e scelte comunicative. MeTube è una sorta di piccolo ma compiuto musical che punta sulle note gioiose dell'ironia, del travestitismo e di un divenire incessante dei corpi e del movimento. In The Hollow invece è un docufiction drammatico, secco, che non lascia scampo nel raccontare l'assassinio crudele e feroce di una giovane lesbica. Insieme, e ciascuno alla sua maniera, questi due film così distanti compongono un dittico strano ma efficace che si dispiega nel segno della libertà e delle differenze. Grazie a tutta la giuria per il lavoro che avete svolto. Sappiate che chi entra a far parte della giuria poi rimane legato sempre al festival, quindi come è successo la prima volta con Daniel, aspettati un'altra chiamata alle 9:30 di sera mentre stai cenando per eventualmente prendere un aereo e venire qui a fare il giurato. Grazie alla giuria, Silvia Novelli e a Daniele Casagrande, Lucia Cardone, Valentina Carelli e Davide Lamberti per il lavoro svolto. Ricordiamo che i due vincitori avranno 1.000 euro a testa, quindi questo è il montepremi a loro disposizione. Nel frattempo le nostre vallette hanno qualche istante per poter ritirare le schede di voto, quindi della vostra scelta per i fiori, perché entro alla fine di questa serata dobbiamo dirvi chi sarà il vincitore, quindi qualche istante per ritirare le schede.